Ciao Daniela, oggi siamo a Scalea, provincia di Venezia, all'Accademia Veneta di Danza e Balletto, una realtà storica del territorio dove si fa appunto danza e balletto, ma non solo come attività fisica e di divertimento, ma anche con un obiettivo di inclusione e sociale. Ma adesso andiamo a parlarne con la titolare Clara Santoni e vediamo cosa ci racconta. Accademia Veneta di Danza e Balletto è una realtà tra le storiche e le più importanti del territorio. L'ho fondata appunto tanti anni fa. Il mio obiettivo era insegnare balletto classico ed era comunque un obiettivo molto ambizioso ed è molto presuntuoso anche come scelta, perché la preparazione per poter insegnare questa materia deve essere veramente alle stelle per poter trasmetterla, per cui lì fu una scelta spinta da una forte passione, la passione dell'insegnamento. Diciamo che poi effettivamente sono cresciuta pari passo alla scuola e fino a pochi anni fa ho continuato ad approfondire gli studi. Ho sviluppato la mia conoscenza, l'ho approfondita in modo tale da poter dare ai miei allievi il massimo che poteva aspettarsi un allievo da una scuola di danza seria. Ovvio che nella sete di sapere ho anch'io modificato le mie conoscenze, trasformandola, e adesso sono arrivata ad un punto in cui tutto il mio sapere l'ho gestito al servizio del sociale. Questa tua esperienza ti ha portato anche a una sensibilità diversa, un'attenzione diversa a quello che è poi anche le esigenze di chi viene qui da te. Il poter dare questa danza così selettiva a tutti è stata una scelta non facile. Si trattava di trovare un sistema per poter entrare a contatto con tutti nel rispetto anche delle strutture fisiche che si avvicinavano e anche un approccio mentale, perché è chiaro che nel momento in cui si allarga la sfera bisogna anche entrare a contatto senza creare dei disturbi. È molto sottile il confine tra l'abilità, la disabilità, la competenza, la non competenza, la voglia di conoscere, per cui essendo così sottile ecco che diventa interessante anche l'interazione e l'aprire la scuola a tutti indistintamente. Ho conosciuto l'inclusione, ho conosciuto questa forte parola, l'ho conosciuta al Royal Ballet a Londra. Come a questo punto sviluppate l'attività inclusiva all'interno qui della palestra? Logicamente prima di tutto la struttura, no? Perché la struttura è una struttura idonea ad ospitare anche persone con disabilità, cioè non solo mentale ma anche fisica. E poi abbiamo provato ad entrare in quelli che erano i centri CEOD, CERI, di centri per disabili. Abbiamo visto che veramente c'era un interesse e a quel punto abbiamo aperto la nostra struttura, la struttura della scuola di danza, a tutti coloro che desideravano, non che facevano il corso perché erano all'interno di una struttura. Per cui è diventata quasi una scelta e la cosa più importante è stata vedere l'unione tra coloro che erano capaci con questi che avevano bisogno di entrare a contatto, di crescere con loro. È quello che dicevo all'inizio, no? Questo filo sottile. Cos'è che dici? Sì, mi distingue dall'essere abile perché riesco a fare determinate cose, però ci sono dei limiti dettati o da una struttura fisica magari leggermente diversa, però il confine è molto sottile. Hai un obiettivo che ti vorresti porre o un sogno nel cassetto che vorresti realizzare nel medio o breve termine? A me piacerebbe tantissimo riuscire a portare questi ragazzi nei teatri, a portarli nei luoghi dove vive la danza, cioè fargli provare l'emozione, l'esperienza, e vorrei farlo a costi zero. Cerchiamo chi ci possa adottare.
chi possa adottare un ballerino. Se c'è qualche volenteroso, non diciamo sponsor, ma magari qualcuno che voglia adottare un ballerino, e che lo segua nel suo percorso.